Ragazzi, il posto è questo. Dove? Bene, allora, adesso la squadra di Urban sta occupando un'altra zona, quella di Sotternet. Questa è piccola, piccolo aeroporto abbandonato, fino a poco a poco. Eccoli là, stanno arrivando. Stanno arrivando. Ah, eccoli là. Buonasera a tutti ragazzi, l'albergo più infestato di Selagius. Ragazzi, esplorazione più strana, più misteriosa mai fatto in vita mia. Qui siamo in un albergo abbandonata che dicono che è infestata e oggi scopriremo cosa succederà. Ci sarà qui, hanno tutto preso. Ah, c'è la cassaforte. C'è la cassaforte qui chiusa bene. Buona visione a tutti voi e buona spedizione a tutti noi. Stiamo entrando in un albergo infestato di Selagius. Una chiave. Ascensore in questo. Oh, una corona. Una corona di pelliccia. Una corona di pelliccia. Ah, c'è anche questo braccialetto, guardate. C'è questo braccialetto a collanina. Potrà essere d'oro. No, può. Oddio. Ma è oro. L'ho ridrogati negri. No, forse no, sono andato con leggero. Ma poi anche se sì, non vado lì. Ah, non c'è niente. La segreteria, eccola qua. La segreteria, non ci posso credere, il mio lavoro. Questa è la segreteria, ragazzi. Come si chiama questo albergo? Vabbè. Albergo infestato di Selagius, buonasera. Salve, buonasera, sono Sara. Vorrei sapere un'informazione su questo albergo. Sì, prego. Così spaventoso che mi hanno consigliato di andare a darci un'occhiata. Fa
Sai com'è? Se sono paranormali, mostri, qualcosa di rumoristi. Se in questo albergo ci sono fantasmi? Sì, proprio quello, i fantasmi. Sono curiosa. Sì, certo. Cioè ce n'è abbastanza, sento già presenze ovunque e quindi è straordinario. Oh, perfetto, sarà una grande emozione. Qualcos'altro? Sì, vorrei sapere quanto costerebbe per una settimana. Ah, sì, prego. Costerebbe per la stanza sui 150 euro alla settimana potrebbe essere sui 50 euro. Sti cazzi! Wow! Che albergo da merda! Comunque, va bene. Ah, ma certo. Il suo nome è? Ah, lui, perfetto, lui. Se vuoi venire qui a farsi una bella vacanza qui in questo albergo infestato, è benvenuta. Grazie, lei è molto gentile. Ma scusi, ma lei è Indiana Jones sardo per caso? Grazie, arrivederci. Hai chiuso il telefono. Capito? E così poi. Ah, grazie del drink, fantastico. Questa è la sala del ristorante. 13 euro e 20 euro, qui c'è scritto. Sì. Dove stiamo? Un'altra sala. Ah, qui c'è anche una borsa. Che cosa c'è dentro questa borsa? Non si sa mai, no? Non c'è nulla. Perfetto. Ah, il reparto barista. Ah, beh. Quello che si mettono con il naso sulla specie di droga. Ah, tu dici che sia qualcosa dello zucchero a posto di una sniffare col naso. Vedete, c'è anche il reparto della Lego. Già. I bambini qui hanno giocato con la Lego e quindi l'hanno qui. Sì. Ah, le posate. Sono muri molto fatti di legno che fanno un casino. Reparto cucina. Sì, reparto cucina. Non ci posso credere. Andiamo dentro. Altri bagni. Ecco qua, la cucina, dove i cuochi si mettono a cucinare di tutto. C'è qua altri bagni con armadietti, però i cessi sono messi bene, i cessi, lavandini ovunque, guardate, c'è proprio di tutto. Un quadro di Parigi. C'è anche qui, che bel casino che c'è. Il reparto bar è un bel disastro. Farmaci ovunque, non ci posso credere. Ad un certo punto mi arriva una chiamata senza nome, un numero privato, e si sentì la sua voce. Era molto strozzata, come se quell'uomo non ne intendeva di buono. Chi è? Che cosa vuole? Sì, pronto? Ciao, chi sei? Sì, sono io, Andrea, sì, salve. In questo momento io ho fatto finta di niente, come se non fosse successo nulla, ma questo squillo si ripeteva di nuovo. Che cosa è stato? Raga?
spiego chi. Aspetta. Allora, questa è una stanza. Sono messe abbastanza bene, però sono molto sporche. Ah, qui c'è un uccello morto. C'è un uccello morto lì. Guarda Charlie. Un uccello morto. La cassaforte, no, c'è qualcosa dentro. Aspetta, c'è qualcosa. Ah no, sono solamente chiodi. Ah, sono te chiodi. Bello ma non balla. Quella cassaforte però te la firmo. Perché quell'altra si apriva. No, è l'altra camera. Dubito ci sia qualcosa. Sì. Non è che c'è una chiave in questa stanza. Che è molto costante. I cessi nel bagno c'è sempre. Ti stanno chiamando. Sì, va bene. Non rispondi, forse è l'associazione per quello non privato. Tu non rispondi. Non rispondere mai. Non rispondere mai. Era una strano avvertimento, come se questo posto fosse veramente infestato. Mi stava capitando sempre la solita chiamata un numero privato e la voce era di un strano uomo con una voce strozzata, da brivido. Che infatti si sono andati in lavoro. Mi state disturbando, sto lavorando, per cortesia, basta! Come mi stessi dicendo, ho bisogno di te, che tu te ne vada via da qui. Perché questo posto è un posto maledetto. Andate via, mi diceva. Ma in verità io non volevo andare via, volevo ancora indagare e sapere che cosa si trattava questo albergo. Ma alla fine lui insisteva. Ascolta, rispondi tu e fai... Era terrorizzato. Non riusciva a non pensarci. Perché a momenti poteva arrivare un'altra telefonata. E questo era veramente preoccupante. Così, scusate, Che cos'è che è un delirio? perché guarda che va una maleducazione, si sta lavorando. Ma poi Quindi rispondi, digli che non puoi. no, t'ho già detto prima. Diglielo. Quindi continua a chiudere. Non c'è un modo che si possa bloccare. Non lo so, su WhatsApp sì, ma però non è WhatsApp. Cosa mi ho fatto? Cosa c'è? Mamma mia. Mica sta ancora telefonando. Ancora telefonando. Sto lavorando, lascio. Ancora la telefonata. E io non sapevo se rispondere o no. E lui insisteva sempre. Questo posto è veramente un posto maledetto. E poi prendi c'è un frigo, una stufa. E qui c'è passato qualcuno. Sì, guarda, praticamente sono tutti Pure uguali. staccato. Sono tutti uguali. Questo ha provato ad aprirlo, mi sa pure. Sì, era guarda dentro il cassetto. Ho trovato altre delle chiavi. Guarda qui. Puma Time. Che cosa sarebbe? Puma Time. Un bambino. Che cos'è stato? Chi è? Si è sentito un rumore, ragazzi. Si è sentito un rumore. Forse è meglio che adesso io la doccia non la accendo più, perché ci sta già facendo già buio, giusto? Qui è pericoloso. Voglio che sta. Che quello là. Per chiudere, hanno contenato tutto, una passata fuori.
Lo senti? Qual è la ma comunque di macchina non c'è. Ah, quello funziona. Praticamente abbiamo completato la missione. Questi 6 piani di questo albergo infestato, che per me è un albergo maledetto. Quella chiamata. Chi è quella chiamata? Chi era quella persona, quella strana voce? Che cosa voleva da me? Che cosa voleva da noi? Diceva di andarsene via, che dovevamo andarcene via. Che cosa strana. Stiamo salendo adesso praticamente nella terrazza per vedere che cosa c'è. Bah, nulla. È una terrazza. Beh, potremmo dire che abbiamo concluso la missione. Nel frattempo voi che cosa ne pensate? Ricordatevi, chi non si è ancora iscritto nel mio canale YouTube, lo faccia subito, perché scoprirete altre cose nuove nell'avventura. E vi giuro che saranno delle belle. Mi raccomando, iscrizione e condivisione. E nel frattempo vi lascio alla conclusione. Non c'era così finto. Minchia, io ho detto perché hai lanciato il tuo cellulare? Si capiva che era. È uno di quelli da dimostrazione che ci sono dentro il telefono. Era dentro. Non so cosa sia. Se lanci qualcosa. Del mago. Ma chiamo. No, immagini. Sarebbe stato molto più immagine. Non è questa sicuramente. Prova. Dice un mazzo di chiamo. Anche qui. Questo qua. Vediamo un po' questa. Te le devi provare tutte. Anche no. No? È una di quelle tonde. Però. Niente. Ah, c'è che questa. Tonda. Magari è nascosta bene bene. Ma se sono qui in terra vuol dire che le hanno già provate, che hanno provato il treno. Ok. Dai. Io vi saluto. Un bellissimo like, iscrizione. Se questa puntata cultura vi è piaciuta, poi saremo alla prossima avventura, ragazzi. Io sono Tonga Grande della scuola del Urbex. Alla prossima. Ciao. Let's go. Adios e hasta luego.